Nel giorno della festa del santo patrono San Biagio, la Rosmarino al fotofinish acciuffa 3 punti pesantissimi in ottica salvezza contro una diretta concorrente, il Mazzarone, che ha venduto cara la pelle nei 90 di gioco. Inizia bene la Rosmarino che nei primi 180 secondi prova ad impensierire la porta di Barbagallo, ma né Valente prima e né Di Stefano dopo riescono a bucare la rete dei catanesi. Uomini di Utro che al 10° provano ad aprire il match, ma Cosendei di testa sfiora il palo su assist perfetto di Capitan Lo Giudice. Insiste nella parte centrale della prima frazione la compagine catanese con le conclusioni in sequenza di Trentacoste e Cosendei che non scalfiscono minimamente la porta difesa da Santi Sendin. Scollinata alla mezz'ora, occasione per i locali, ottima palla in aria di Muschio, ma ancora una volta Di Stefano arriva tardi all'appuntamento. La prima frazione si chiude con un'occasione per parte. Lo Giudice dalla sinistra calcia ma trova la deviazione in corner dell'estremo di casa e dall'altra parte Praticò trova la schiena di Dadic e il successivo corner senza esito. La ripresa si apre con una doppia occasione, ma né Di Stefano prima né tantomeno Muschio dopo trovano il vantaggio, con il direttore di gara che ravvede un fallo ad inizio azione. Ospiti che ci provano con Cosendei al 65°, ma trovando solo il tiro dalla bandierina. Rimescola le carte Utro provando ad inserire forze fresche alla ricerca del vantaggio che non giunge nel giro di 120 secondi con protagonista catalano che di testa non c'entra lo specchio e subito dopo la sua conclusione strozzata e facile preda del portiere Nebroideo. Ancora Mazzarone avanti e si fa notare il neoentrato Otele che ricevuta palla arma il destro con sfera che si spegne fuori dallo specchio. Capovolgimento di fronte e Praticò si divora il vantaggio preparando bene l'azione ma fallendo da ghiotta posizione la possibilità di bucare la porta di Barbagallo. Risponde il Mazzarone con l'esausto catalano che pilota palla al piede ma da dimenticare la sua conclusione a rete. Match che sembra incanalato sul risultato ad occhiali, ma al minuto 89 la svolta per i padroni di casa. Praticò approfitta di un errore catanese, serve in area Di Stefano che si fa ribattere la conclusione, ma proprio sui piedi di Muschio, che gonfia la rete degli ospiti aprendo la contesa. Secondo gol consecutivo per il classe 2007 che con la sua classica esultanza fa impazzire l'intero ambiente nebroideo. Non c'è più tempo per i ragazzi di Utro che devono ingoiare la prima sconfitta del girone di ritorno dopo 4 pari consecutivi e rimanere impantanati nella zona paludosa della classifica in penultima posizione. Vittoria preziosissima per i nebroidei di Tomasi che bissano la vittoria della scorsa settimana e momentaneamente sono fuori dalla zona pericolo, ma sono consci che ancora la strada è lunga e irta per raggiungere l'obiettivo stagionale chiamato permanenza nel massimo campionato regionale.